Dottor Di Grazia, come possiamo difenderci da inutili farmaci che spesso ci propinano in TV? Beh, io credo che la prima cosa da fare sia informarsi in maniera corretta e approfondita. Dico sempre che l'ignoranza spesso non è una colpa, è un dato di fatto e in campo della salute e di medicina c'è tanta ignoranza anche a volte da parte dei medici. Farmaci che non ci servono, farmaci che possono farci male, cure che non sono cure, abbiamo avuto molti esempi anche recentemente con la vicenda Stamina che ha fatto tanto scalpore. Informarsi, informare correttamente credo che sia un dovere del medico ma anche del comune cittadino. Medicina alternativa, ma è davvero efficace oppure no? Io dico con un po' una battuta che le medicine alternative servono per le malattie alternative. In realtà la medicina che funziona è quella che funziona, non esiste un'alternativa alla medicina. La medicina scientifica è quella che ha superato il metodo scientifico, la prova e che quindi ha mostrato di funzionare. Il resto è magari bello, è affascinante, è curioso, ma non ci cura. Finti medici, finti dentisti, ma è questo la salute pubblica? Purtroppo la salute è un grandissimo business dove ci sono soldi, ci sono anche i furbi, a volte gli imbroglioni e il lato triste è quello che quando si parla di salute il truffatore fa più male rispetto al truffatore che magari ci ruba solo i soldi. Rubarci i soldi magari è un dramma che si può recuperare, rubarci la salute spesso non si può recuperare e questa è la cosa da dire. Attenzione ai falsi medici o a chi dice di capirne di medicina ma non è competente. Il paziente spesso è considerato solo un numero. Sicuramente, anzi ultimamente ci sono delle iniziative che in questo senso stanno spingendo proprio verso un'umanizzazione della medicina, sia nel settore pubblico che nel privato. C'è da dire che spesso si è vittima di ciarlatani proprio perché da parte dei medici e della medicina manca forse l'umanità, schiacciati dai tempi, dei ritmi moderni, però in effetti l'umanità è la prima medicina da sempre. Le lunghe attese al pronto soccorso. Come si potrebbe risolvere questo problema? Ma forse un po' collaborando, perché in effetti c'è anche un abuso a volte da parte dei pazienti del pronto soccorso, si va magari per banalità o si preferisce il pronto soccorso al medico di famiglia. Ecco, organizzazione da parte delle istituzioni, collaborazione da parte dei pazienti e preparazione da parte dei medici.